Dal Palanselmi di Fabbrica di Roma al Palasport di Caramagna Piemonte ci sono 651 km, ma il Real Fabbrica e l'LDFC, con appena 2 lunghezze di vantaggio di piemontesi, non sono mai stati così vicini e oggi, nel secondo capitolo di questa nuovissima e avvincente sfida, vanno a caccia di punti preziosi per risalire la classifica. Buon pomeriggio amici del Grande Futsal da Enrico Longo, questa è LDFC Real Fabbrica, al 15° turno del girone A di Serie A2 Elite. Giù il gettone, si parte col primo possesso del Real Fabbrica, divertiamoci, Martinez. Quindi Triglia si rinnova il duello con Sandri, gran diagonale per Stentella, che riesce a passare, si sblocca subito la disputa al secondo minuto con il vantaggio del Real Fabbrica e 0-1. Può controllare poi l'estremo difensore laziale Triglia già dall'altra parte, riceve, si gira, va da Stentella, De Betio prova a cercare adesso Flo, la manovra del Real Fabbrica che trova il pertugio con Triglia che realizza il 14° centro della sua stagione ed è 0-2 a Caramagna Piemonte. Allarga infatti Sandri, preferisce giocarla Dos Santos 1 contro 1 proprio con Frigerio, poi se l'allunga un po' Dos Santos, ha capito tutto, ancora Triglia che va dall'altra parte, la incrocia, la mette sotto l'incrocio, un golasso di Triglia ed è 0-3. Ancora Rosano che controlla molto bene, riesce a proteggerla, Pisa però Anea, ha provato a costruire l'LD, ma dall'altra parte sta già correndo la 4% del Real Fabbrica con Vega, in scivolata Rosano, che ha controllato molto bene, non lascia passare Cerbone, riesce a proteggerla col corpo, Anea per il proprio pivot, riesce ancora a girarla molto bene il 20, e poi è arrivato da fuori Rosano, Stentella ancora De Betio, se la accomoda, poi va da Relandini. Gioca 2 tocchi adesso il Real Fabbrica. L'LD lo fa ancora con Lamberti che pensa per un attimo alla conclusione, poi forse perde l'attimo, va quindi da capitano Anea. Dos Santos gioca bene l'LD con Cerbone, la palla poi rimane lì, Sandri non riesce a ribadirla in porta, super Relandini, doppio intervento. Poi c'è un fallo commesso da uno sguardo con la coda dell'occhio il compagni, poi va da Anea, Sandri da fuori, non c'è stata deviazione. L'LD già dall'altra parte con Cerbone, allarga per Sandri che va sul secondo palo. Cerbone va in mezzo, ha capito tutto Vega, corre adesso sulla corsia centrale, poi allarga, ancora Triglia, deve metterci le manone qui Enrico Lamberti, pressione alta, la elude De Betio, va da De Felice, 1 contro 1 con Francesco Sorbo, ancora giocatola di De Felice in mezzo, De Betio prova 2 volte, si salva l'LD. Pressione adesso asfissiante dell'LD, riesce però ad andare dall'altra parte il Real Fabbrica con Frigerio, grande giocata da parte del numero 11, palo non è entrato, incredibile, si aiuta col corpo, ancora Cerbone, va da Dos Santos, deve tornare indietro il 17 però, poi prova a ricavarsi lo spazio e trova il gol che di fatto riapre questa partita, ha segnato l'LDFC, lo ha fatto con Cristian Xavier Dos Santos. Per il brasiliano, confermato dalla passata stagione, gran lavoro qui di Sandri che viene fermato, tutto regolare, Cerbone conclude, ancora Dragone, Dos Santos, 1 contro 1 contro Frigerio, ancora Dos Santos, Relandini paratona, la palla rimane in campo, Sandri allunga per Cerbone che la controlla da sottoporta però, parla verso lo specchio e non è riuscito però nel proprio intento, riesce invece a girarsi molto bene Cerbone che viene fermato in modo irregolare da Vega, qui Vega viene ammonito, il risultato è sempre quello della prima frazione, ovvero 1 per l'LD, 3 per il Real Fabbrica che attacca adesso con Triglia alla ricerca della tripletta. Frigerio si abbassa il proprio baricentro, De Felice, ancora Frigerio, Sandri recupera per un attimo la sfera, riesce ancora Frigerio però ad andare da sbarra! Prova ad eludere la pressione laziale, gran palla poi in profondità per Cerbone, 1 contro 1 con Relandini. Lamberti, Dragone, Dos Santos, Triglia in scivolata, Cerbone con la testa per Sandri, ritorna -1 l'LDFC, lo fa con il proprio vice capitano Nicolò Sandri che graffia per la 24esima volta in stagione e 2-3.
con inserti neri. Sorbo. Grandissima la giocata del numero 39 che trova poi il secondo palo. Ha fatto una magia Francesco Sorbo e tutto in piedi il pubblico del Palasport di Caramagna Piemonte per questo 3-3 tra LDFC e Real Fabrica. Palla offerta, Cerbone ha capito tutto stentella, situazione di 3 contro 2 con Gatan che conclude, riesce a pararla, Frigerio da ultimo, Martinez che poi riprende la sua zona di competenza, break di Dragone, 1 contro 1 con Relandini, ci prova Dragone e trova la via del gol e poi arriva anche la dedica di Andy Dragone. Rimonta LDFC da 0-3 a 4-3, che show il calcio a 5. Fuori per Sandri, ancora al 6, che poi trova Cerbone che da sottoporta, però poi deve correre Martinez. Lamberti allunga, Relandini è ritornato tra i pali, se la trova di Cerbone che trova questa volta anche il fondo del sacco e +2 LDFC e 5-3 al Palasport di Caramagna Piemonte. E qualche secondo in più probabilmente l'ho anche avuto. Difficile gestire le due situazioni, rimane il fatto che continua ad attaccare adesso Real Fabrica, palla recuperata da Cerbone che prova direttamente dalla propria area e trova la doppietta personale, scappa l'LDFC che adesso mette una serie ipoteca su questa partita. Vega, 1 contro 1 con Dragone, prende la mira al 10. Poi allarga per De Felice che conclude. Gol bellissimo di De Felice che ha trovato l'incrocio dei pali, incrociando. Conclusione importante e vincente da parte di De Felice quando mancano 15 secondi e un decimo. Rende meno amaro il parziale per il Real Fabrica al numero 3. Torna a sorridere la formazione di Rosario Ganci che accoglie con un grande applauso il suono della sirena qui al Palasport di Caramagna Piemonte. Il 15° turno del secondo campionato nazionale di futsal termina 6-4 per l'LDFC sul Real Fabrica. Un saluto e un ringraziamento a voi tutti da Enrico Longo. Rimanete collegati e connessi per vivere il grande spettacolo del futsal sul canale YouTube della divisione calcio a 5.